Sono 220 milioni di euro, quindi la partita per chiudere poi tutta l'opera. Resta un aspetto problematico magari che noi cittadini non conoscevamo, che è quello della messa in sicurezza di Piazza San Marco. Sembra strano, ma Piazza San Marco per tutto un giro di acque particolare non è ancora sicura, sopra i 110 centimetri sul livello medio del mare si allaga, per cui anche lì è un'opera che dovrà essere realizzata. Presidente, emergenza immigrazione, la rivolta dei prefetti che si sentono abbandonati, l'ultimo caso quello di Treviso, cosa dire? Che io invito sempre a dire di no. Dobbiamo dire di no al Ministero, lo debbono dire i prefetti, perché noi abbiamo già dato. Abbiamo 517.000 immigrati in Veneto, li abbiamo integrati, abbiamo garantito loro un progetto di vita, oggi di questi 42.000 sono senza lavoro. Siamo una delle prime 3 regioni in Italia per numero di migranti e non possiamo chiedere ai nostri cittadini di ospitare migranti sapendo già all'origine che 2 su 3 non avranno mai lo status di riconoscimento di profugo, il che vuol dire che il numero esatto che noi ospiteremo sarà quello che riceviamo, perché poi nessuno verrà rimpatriato. Rispetto il lavoro dei prefetti, perché poi ognuno fa il suo lavoro, però è altrettanto vero che davanti alla difficoltà del Veneto vuol dire non riconoscere la realtà che qui di spazio non ce n'è più.